Domenica allo stadio Esseneto per l'ultima gara casalinga dell'Acragas dovrebbe esserci Marcello Giavarini e forse anche Peppino Tirri. Infatti serve rafforzare certi legami al vertice che per la verità non si sono mai interrotti grazie al presidente biancoazzurro Silvio Alessi che aveva convinto proprio Giavarini a non mollare del tutto e così è stato anche per quanto riguarda il pagamento degli stipendi. Adesso, arrivati al capolinea, bisogna cercare di dare forza ai progetti per il futuro, anche perché una città come Agrigento merita di restare nel calcio professionistico. Intanto la squadra si è allenata in vista dell'incontro con la Juve Stabia. Ad assistere sicuramente domenica ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. La gente è stata invogliata a recarsi allo stadio dal costo del biglietto, che in curva sud addirittura è di appena 3 euro, un prezzo non certo da Lega Pro. Ma vale la pena approfittarne per sostenere dal primo all'ultimo minuto i colori biancoazzurri, perché domenica serve la vittoria, così pure la domenica successiva a Monopoli, ultima di campionato. In casa Acragas si guarda intanto anche al Messina, la cui società, come è noto, è a rischio penalizzazione, ma sotto questo aspetto tutto ancora tace.